Buonasera dalla redazione di Teleuropa Network, ben ritrovati a una nuova edizione del nostro TG, ma partiamo dai titoli. L'articolo 1 chiede l'istituzione di una commissione di inchiesta per lo stato di precarietà in cui si dibatte la sanità calabrese. La proposta è stata presentata alla Lamezia Terme. Firmata la convenzione fra le prefetture di Cosenza e il Ministero dell'Interno per l'abbattimento di 52 immobili abusivi nel territorio di Cassano allo Ionio. La statale 106 semina morti e la gente continua a protestare, ma non accade nulla. Altra mobilitazione a Crotone. Consegnati questa mattina dall'ANAS i lavori di adeguamento sismico del ponte Cannavino a Celico. Mentre in pieno svolgimento il calciomercato per le squadre calabresi, è tempo di riprendere le attività. Il Crotone è già in sila, il Cosenza si raduna domani, mentre il Rende ha iniziato la preparazione della stagione targata Andreoli. Buonasera, ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. Lo avete visto dai titoli. In apertura parliamo di sanità perché l'articolo 1 ha chiesto l'istituzione di una commissione d'inchiesta per lo stato di precarietà in cui si dibatte la sanità del nostro territorio. La proposta è stata presentata nella mattinata alla Lamezia Terme. Lo stato della sanità calabrese è sotto gli occhi di tutti, molte, troppe cose che non vanno, ad iniziare dai conti che non tornano, la carenza di personale nei reparti, le lunghe liste d'attesa fino ad arrivare ai viaggi della speranza. Adesso articolo 1 propone di istituire una commissione d'inchiesta. La proposta di legge è stata presentata alla Lamezia Terme. Quello che chiede è di far luce su tutto quello che è successo in Calabria sulla sanità, non negli ultimi giorni, ma le ragioni per le quali la sanità da sempre in Calabria è stata un problema, mai un'opportunità per i cittadini calabresi, e quindi andare in profondità, capire fino in fondo da dove prevengono tutti i danni provocati, gli aggravi di spesa, la mancanza di capacità di organizzazione del sistema sanitario. Insomma, fare quello che io penso sia giusto, sia giunto il momento di fare, dare dignità alla Calabria non attraverso i commissariamenti, ma facendo sapere e essendo da stimolo per la costruzione di un nuovo modello sanitario. Sono diversi gli aspetti inquietanti che devono essere indagati e accertati, secondo i promotori dell'iniziativa, anche attraverso un'azione parlamentare come appunto la commissione d'inchiesta, perché sulla sanità, hanno ribadito, non si può scherzare. La sanità non è un'azienda qualsiasi. Quando si parla di tagli, quando si parla di disservizi, quando si parla di ruberia, di malaffare in un settore come quello della sanità, si parla del diritto alla salute dei cittadini, si decide sulla vita e sulla morte dei cittadini, e noi questa cosa qui non la sopportiamo. Non è plausibile continuare in una sorta di derby sulla sanità, chi deve decidere cosa, ma riteniamo che debba venire sempre in maniera chiara, netta e inequivocabile di chi sono le responsabilità che hanno portato lo stato della sanità calabrese a questo livello. Cambiamo argomento, parliamo di una firma di una convenzione fra la Prefettura di Cosenza e il Ministero dell'Interno per l'abbattimento, pensate bene, di 52 immobili abusivi nel territorio di Cassano allo Ionio. Il sottosegretario al Ministero dell'Interno Carlo Sibilia mette la propria firma sul protocollo d'intesa che dà il via all'operazione di demolizione degli immobili abusivi di Cassano allo Ionio. È il momento atteso da mesi, da quando l'esponente del governo, durante la visita istituzionale del 29 gennaio scorso, annunciò la volontà di dare un segnale forte in un contesto territoriale complesso come quello di Cassano. Cosa fa questo protocollo? Mette insieme qualcosa che vedrete con i vostri occhi azionarsi prima dell'estate, ci siamo detti, perché saranno le prime azioni che verranno messe in campo, ovvero facciamo cosa? Prendiamo degli immobili abusivi, illegali, probabilmente qualcuno anche legato a famiglie legate all''ndrangheta, a clan che vivono nell'illegalità,
e grazie al supporto dei vigili del fuoco, uomini e mezzi e strutture, questo protocollo ci permette anche di fare tutto molto più velocemente a livello di burocrazia e quindi di affidamento dell'abbattimento, quindi questo ci dà la possibilità di avere un'azione rapida, un'azione concreta, un'occasione anche di ovviamente risparmio, perché ci permette di utilizzare uomini e mezzi appunto dei vigili del fuoco, ottenendo quel risultato fondamentale di dire una cosa ai cittadini calabresi, in particolare ai cittadini di Cassano allo Ionio: noi non facciamo sconti a nessuno. Gli immobili abusivi che saranno oggetto di valutazione al momento sono 52, ma il programma delle demolizioni che saranno effettuate ai vigili del fuoco sarà stilato nelle prossime ore al termine del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Questa procedura dovrebbe consentire di ripristinare la legalità in tempi brevi e con costi addebitati al Comune di Cassano esigui rispetto a quelli scaturiti da una procedura d'appalto. Nel momento in cui si fa una gara, ecco, per la demolizione, spesso le gare vanno deserte, spesso non si trovano e quindi le lungaggini diventano un modo, ecco, forse per far trascorrere anche il periodo della commissione straordinaria e forse, ma non spero, anzi, che Cassano allo Ionio abbia al più presto, ecco, un organo che democraticamente sia stato eletto nella grande legalità. L'operazione, che potrebbe essere la prima di una serie di attività simili in diverse zone della Calabria, deriva dal controllo del territorio seguito dai militari del reparto del gruppo della Guardia di Finanza di Sibari, che 2 anni fa avevano accertato e segnalato all'allora amministrazione comunale diverse situazioni di irregolarità con immobili e terreni non accatastati. Parliamo adesso di infrastrutture, perché la statale 106 semina ancora morte e la gente continua a protestare, ma non accade davvero nulla. Un'altra mobilitazione si è svolta questa mattina a Crotone. Vincenzo Perna è la quinta vittima dall'inizio dell'anno della strada della morte. Il 2 luglio scorso, 5 minuti dopo la mezzanotte, all'altezza della zona industriale, la moto su cui viaggiava è stata tamponata da un'auto. Per Vincenzo non c'è stato nulla da fare. Nello scontro suo figlio di 12 anni è rimasto gravemente ferito. Oggi gli amici di Cecè lo hanno voluto ricordare con una manifestazione. Tanti cittadini che hanno partecipato all'iniziativa per esprimere vicinanza alla famiglia del 42enne, ma anche per chiedere ancora una volta la messa in sicurezza della statale 106, lungo l'elenco delle vittime. 2 morti nell'ultima settimana è qualcosa di gravissimo, poi anche perché su questi 2 incidenti sono capitati per delle situazioni di carenza notevole di manutenzione, cioè non è possibile che sul tratto Passo Vecchio Crotone di competenza ANAS non viene illuminato questo tratto, pur essendoci l'impianto di illuminazione. Questo oggi deve essere un volano di partenza per tutti, nel senso che bisogna scendere, non deve essere solo questa volta essere presenti qui, insomma, dobbiamo essere presenti in massa perché è una situazione completamente insostenibile e se non ci facciamo sentire fortemente questa situazione non si risolve. La cosa gradita sarebbe quella di avere un incontro con le autorità competenti per intraprendere quello che è un dialogo, almeno un discorso, anche perché non si può ignorare una situazione del genere. Da anni si denunciano le condizioni di quella che è tristemente nota come la strada della morte, ma ad oggi la situazione continua ad essere drammatica, una strada insicura, pericolosa, che purtroppo continua a mietere vittime. Noi già nel 2015 abbiamo posto il problema agli enti preposti in merito alla 106, sempre con la stessa problematica della sicurezza, dell'impianto di pubblica illuminazione che va da località Passo Vecchio fino a Poggio Putano. E da un'infrastruttura ad un'altra, perché ci spostiamo a Celico nel Cosentino, dove questa mattina sono stati consegnati dall'ANAS i lavori di adeguamento sismico del ponte Cannavino. L'ANAS ci tiene a ribadire che il viadotto Cannavino è sicuro, ma inizia lo stesso una serie di lavori per aumentarne le caratteristiche antisismiche. Oggi la firma per la consegna dei lavori. Sono modificate le norme tecniche delle costruzioni in zona sismica e quindi ponti, scuole, edifici strategici necessitano di una forma di restyling e quindi propriamente detto adeguamento sismico. Questo è uno dei viadotti più importanti di una strada statale 107 ad alta percorrenza
e quindi è necessario su questo viadotto iniziare un percorso che è sostanzialmente anche una grande novità, perché si tratta di un primo grosso intervento su una serie di viadotti i quali tutti necessitano di forme di adeguamento, il che non vuol dire che questi viadotti non sono in sicurezza, ma bisogna in questo caso specifico adeguarlo a norme che oggi sono prescrizioni più severe. Si comincerà con il lavoro sui piloni in modo da non chiudere il viadotto per questa estate, intanto si adeguerà la viabilità alternativa, poi si passerà all'impalcato, ma il ponte sarà fruibile nel periodo natalizio per poi essere ancora chiuso fino alla prossima estate. Noi partiremo dalle pile, quindi con le cerchiature e il rifacimento corticale delle pile, onde evitare di chiudere il viadotto nel periodo estivo. Terminate le lavorazioni delle pile e i percorsi alternativi che sono stati condivisi, il potenziamento dei percorsi alternativi condivisi in prefettura, poi faremo le lavorazioni sull'impalcato. L'investimento complessivo sono circa 5 milioni di euro, i lavori sono 3 milioni e 8, quindi quasi 4 milioni di euro di lavori, quindi un investimento molto importante che segue quel programma di ANAS che aveva già illustrato in sede di prefettura, condiviso in sede di prefettura, che prevedeva un primo intervento a 1 milione di euro, che era quello con le piastre ortotope che restituiva la planarità al viadotto insieme ai cordoli e alle barriere. Adesso con questo ulteriore investimento di 5 milioni di euro ci consente di adeguare l'infrastruttura alle nuove normative sismiche. Adesso la cronaca con una notizia che arriva dal Vibonese, perché una ragazza di 20 anni di Soverato è rimasta gravemente ferita cadendo da cavallo in località Santa Maria del Bosco di Serra San Bruno. La giovane ha riportato un trauma cranico e un trauma all'arachide lambo-sacrale e al bacino. La ragazza è rimasta vigile fino all'arrivo in ospedale a Catanzaro, dove sono stati avviati accertamenti più approfonditi. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. L'incidente non è avvenuto in occasione di un raduno ippico che aveva luogo proprio nella giornata di ieri. Ora altre storie, altre notizie nei nostri 100 secondi di cronaca. Minacciano un ristoratore per il conto, pretendendo di pagare una somma diversa da quella dovuta. 4 giovani tra i 19 e i 21 anni di Piscopio sono stati denunciati dalla squadra mobile di Vibo Valentia per minacce aggravate dall'uso delle armi. 4 infatti durante la discussione hanno estratto 2 pistole successivamente rivelatesi a salve con tappo rosso non visibile. Un 60enne sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in meno di 48 ore è stato beccato dai carabinieri di Corigliano mentre si trovava fuori dalla sua abitazione. La prima volta si era giustificato sostenendo di essere sceso per buttare la spazzatura. 2 giorni dopo i militari lo hanno fermato per strada mentre era a spasso con il cane. In un'area demaniale di Contrada Maldonato di Cosoletto, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Reggio Calabria, con il supporto dei colleghi cacciatori di Vibo, hanno rinvenuto occultata all'interno della fitta vegetazione una piazzola adibita a coltivazione di canapa indiana composta da oltre 250 piante, tutte già con infiorescenze e di altezza compresa tra i 100 e i 200 centimetri. Incendio nella notte a Reggio Calabria. 2 squadre di vigili del fuoco sono intervenute per un rogo sviluppatosi all'interno del deposito sito a piano terra di un negozio di giocattoli in pieno centro città e che ha parzialmente coinvolto un'officina attigua. Dopo diverse ore i pompieri hanno domato l'incendio evitando il propagarsi delle fiamme anche all'area vendita sovrastante e al resto dell'officina. La carcassa di una cicogna bianca è stata rinvenuta in località Ferramonti del comune di Tarzia. La carcassa era su un traliccio della rete elettrica a circa 400 metri dal perimetro della riserva del lago di Tarzia, in piena fascia di rispetto. Il ritrovamento è stato comunicato alle autorità competenti ed è stata chiesta la verifica delle cause della morte. Sentite questa storia che arriva da Potenza, però riguarda un cittadino calabrese. Si spacciava per un avvocato partecipando alle udienze e depositando falsi atti, anche sentenze contraffatte nei tribunali lucani per assicurare benefici ai propri assistiti. L'uomo residente in Calabria è stato arrestato dalla Guardia di Finanza su disposizione del GIP di Lago Negro in provincia di Potenza. Ora si trova agli arresti domiciliari in un
caso inoltre il falso avvocato, secondo quanto si è appreso dai primi accertamenti, nell'ambito di una procedura fallimentare ha esibito e depositato una sentenza della Corte d'Appello di Potenza, in realtà falsa, sull'accoglimento del reclamo proposto contro la sentenza di fallimento del Tribunale di Lago Negro nei confronti della ditta individuale che lui stesso stava rappresentando. Cambiamo argomento, ci spostiamo a Cosenza, dove è stata presentata Atlantis, la città sommersa, l'evento che caratterizzerà il Museo Multimediale di Cosenza fino al prossimo ottobre. A Cosenza il mito dell'antica Atlantide rivive nel Museo Multimediale di Piazza Bilotti, grazie ad una straordinaria esperienza immersiva realizzata dalla scenografa Antoinette Strauss, già ideatrice de La magia del Natale dello scorso dicembre. La mostra dal titolo Atlantis, la città sommersa, racconta il mito dell'antica città perduta menzionata da Platone. È un'esperienza unica nel suo genere, un viaggio nell'isola leggendaria sommersa in fondo al mare che inizia dalla scoperta delle profondità, passando dentro una meravigliosa barriera corallina e arrivando fin dentro l'oceano che custodisce i segreti e i tesori che anche i pirati più temerari hanno cercato in tutti i 7 mari senza mai trovarli. La mostra Atlantis, la città sommersa, sarà visitabile al Museo Multimediale di Piazza Bilotti fino al prossimo 13 ottobre. Adesso parliamo di sport, in particolare di calcio. Iniziamo proprio dal servizio che riguarda le ultime novità del calciomercato. Eppur si muove anche il calciomercato del nuovo Rennes targato Andreoli, in attesa delle prime ufficialità. Chiesto un altro tassello al Pescara, trattasi della duttile punta Fabio Morselli, cresciuto tra Carpi e Juventus, che può occupare anche il ruolo di esterno destro e all'occorrenza sinistro. Chi è scatenato il Catanzaro, che non molla la presa nemmeno su Paponi dopo gli ultimi arrivi di Risolo e Martinelli. Anche la regina coltiva sogni, ambizioni di altissima classifica e certifica l'accordo con Reginaldo. Ve lo stiamo raccontando da mesi, finalmente il matrimonio tra Modica e la Vibonese si è celebrato con soddisfazione estrema da entrambe le parti. 3 difensori per una maglia, quella di ultimo centrale, da regalare a Stroppa per la prossima stagione. Bove, Jansen e Buongiorno. Il Crotone sfoglia la Margherita. Attesa per il Cosenza, intanto 2 ex di lusso, Palmiero, promesso sposo del Pescara, e Gennaro Tutino, che ha avuto un colloquio col direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, per scegliere la prossima destinazione di comune accordo con i partenopei. Il Teramo insiste per Mungo, per Tedino è una priorità assoluta. E a proposito di calcio, sono iniziati alcuni raduni delle squadre calabresi. Il Crotone è già partito in ritiro, domani si radunerà invece il Cosenza, ma vediamo i particolari nel prossimo servizio. Secondo anno consecutivo per il Crotone in ritiro al Villaggio Baffa, la squadra di Stroppa ha raggiunto la località silana ieri mattina, dopo aver concluso i giorni dedicati ai test atletici in città. 2 sedute di lavoro al giorno per i rossoblù sul prato dello Stadion Pollino, presenti i volti nuovi e tanti protagonisti della passata stagione. La società ha chiarito le strategie di mercato, alcuni big potrebbero partire in presenza di offerte congrue, come è successo per Budimir, ma sarebbero sostituiti da altri elementi di valore. Domani sarà il turno del Cosenza, che si radunerà in città per dare inizio alle attività con i classici test che precedono il ritiro di San Giovanni in Fiore. Al gruppo dei lupi già contrattualizzato per la prossima stagione si aggregherà anche l'attaccante Riccardo Moreo. L'ingaggio della punta ex Prato è stato ufficializzato questa mattina. Il mercato dei rossoblù procederà nelle prossime settimane. Il direttore Stefano Trinchera è concentrato sull'ingaggio di determinati elementi e attende il momento propizio per portare a termine gli affari ritenuti più vantaggiosi. Ancora il calcio, questa volta in Serie C o Lega Pro, che dir si voglia. È partita l'avventura del Rende targata Angelo Andreoli. Faremo un 4 contro 4, sono le poste faremo 4 contro 4, 5 contro 5, con dei passaggi di prima e un cambio di fronte in diagonale. Quindi chi gioca in questa zona giocherà da altra parte e viceversa. Ok? Quindi faremo 5-6 minuti di questo lavoro, dopodiché uno dentro prenderà una casacchina in mano, poi diremo un altro turno e farete un 4 contro 1 o 3 contro 1 dove siete in mezzo.
Eccolo il neoallenatore del Rende, Angelo Andreoli, che impartisce alcune cose da fare al gruppo biancorosso che si è radunato nel pomeriggio nell'impianto Marco Lorenson. Da oggi e sino a domenica 28 luglio il gruppo sosterrà 2 sedute di allenamento giornaliere per preparare al meglio la stagione in vista del difficile ma affascinante campionato di Lega Pro. La società ha già comunicato alcune amichevoli in calendario: domenica prossima 21 luglio contro la formazione Berretti del Rende, giovedì 25 luglio con un avversario ancora da definire, mentre chiuderà in bellezza la fase del ritiro con l'amichevole di domenica 28 luglio con il Crotone. Ma tornando al raduno e alla prima seduta odierna, sotto gli occhi incuriositi di alcuni tifosi che hanno voluto assistere alla prima uscita stagionale del Rende, c'erano tanti volti nuovi, ragazzi giovani con voglia di crescere e maturare, fra loro anche i 4 ultimi arrivati. Si tratta dei difensori Luca Bruno, classe 96, e Ciro Sicuro, classe 2000, e degli attaccanti Luca Scimia, classe 99, e Raimondo Lucera, anche lui 2000. Arrivano in biancorosso a titolo definitivo e siamo certi che sapranno inserirsi nel gruppo a disposizione del tecnico. Sarà un Rende tutto da scoprire e chissà che il calciomercato non porti in biancorosso altri innesti importanti. Vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane. Intanto la nuova stagione è partita sotto i migliori auspici, in attesa di conoscere nelle prossime settimane la composizione dei gironi e dunque anche le prossime avversarie della squadra del presidente Coscarella. Parliamo di musica, di appuntamenti, una straordinaria serata dedicata all'opera lirica fatto da Battistrada al Festival delle Serre di Cerisano, che si terrà come di consueto a settembre. A Cerisano il cortile di Palazzo Sersale è stata la location d'eccezione per una serata dedicata all'opera lirica. È l'inizio del nostro Festival delle Serre in un certo senso ed è il proseguo di un'attività che avevamo pensato già qualche anno fa, questa di investire nella cultura, investire poi anche nell'opera lirica. E l'abbiamo portata questa sera di nuovo con la compagnia La Camerata delle Arti di Puglia e Basilicata, con la regia della Ricciarelli, una bellissima opera, il Don Giovanni di Mozart, e questa sera in questo bellissimo proscenio metteremo in scena appunto un'opera importante. La serata dedicata all'opera lirica ha riscontrato il gradimento di un numeroso pubblico, ma è stata anche l'occasione per promuovere Cerisano, le sue bellezze artistiche e le tante suggestioni enogastronomiche, un borgo dove nelle calde sere d'estate è possibile trovare l'atmosfera e l'accoglienza giuste. L'interesse primario è quello di mettere il nostro borgo sempre al centro delle nostre attività, quindi far conoscere e apprezzare le bellezze del posto, questo bellissimo palazzo, e quindi far sì che in un certo senso questo possa essere volano di sviluppo anche per le nostre attività commerciali e per il nostro piccolo paese. Adesso vediamo le previsioni del tempo. L'avvio di settimana sulla nostra regione sarà caratterizzato dall'arrivo di una perturbazione che causerà un marcato peggioramento delle condizioni meteorologiche. I fenomeni più intensi sono attesi tra la notte di lunedì e martedì, quando il vortice di bassa pressione attraverserà il Tirreno per poi evolvere verso lo Ionio. L'irruzione di aria più fredda di origine nord-atlantica causerà temporali diffusi e piogge localmente di forte intensità. Domani cielo generalmente nuvoloso con piogge sparse anche a carattere temporalesco, localmente anche di forte intensità. Dal tardo pomeriggio deciso miglioramento a partire dai versanti tirrenici in estensione sul resto della regione nel corso della serata. Temperatura in ulteriore leggero calo. Domani mari generalmente mossi, a tratti molto mossi, con venti moderati di direzione occidentale sul Mar Tirreno e moderati di direzione meridionale sul Mar Ionio. Per essere sempre aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo vi rimando, oltre al nostro sito www.meteoincalabria.com, anche alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Anche per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci.